L'intenzione dell'amministrazione è quella di valutare questi immobili che sono sicuramente svalutati nel tempo e di metterli in vendita con asta pubblica che chiaramente immagino e speriamo sarà dedicata agli inquilini. Rivendere alle famiglie rom che attualmente ci abitano gli immobili costruiti abusivamente nell'area di via Stradone a Ponzano è la via che il comune vuole percorrere per risolvere una questione che si trascina dagli anni 90, quando alcune famiglie rom si insediarono in un terreno donato da un privato e del quale diventarono quindi legittime proprietarie. Nel tempo però sul terreno sono state edificate abusivamente delle abitazioni. Le ordinanze di abbattimento dell'epoca non portarono a nulla, così l'area, compresi gli immobili, venne confiscata diventando proprietà del comune. Un primo tentativo di venderla all'asta è fallito. Ora il comune spera di riuscire a trovare un compromesso legale con le famiglie che attualmente occupano le case, anche perché demolire le abitazioni comporterebbe problemi sociali ancora più grandi. Demolire una costruzione comporta il fatto di trovare le soluzioni anche di chi vi abita, specie per i minori e per i genitori, in primo luogo le madri, quindi diventerebbe un problema sociale, considerando anche il numero elevato dei residenti, diventerebbe un problema seriamente non sopportabile da un ente come il Comune di Ponzano Veneto. C'è da dire, sottolinea il sindaco, che le famiglie non hanno mai creato problemi in zona. Queste famiglie mai a Ponzano Veneto hanno creato problemi, poi se succedono delle cose al di fuori del nostro territorio o per motivi legati a queste famiglie, in realtà noi non abbiamo avuto evidenza, probabilmente anche si comportano bene, almeno con noi, sapendo che con noi devono trattare.